Interessante progetto che parla di obesità agli alunni della scuola Rizzo, oggi qui a Porto Empedocle con qualificati esperti relatori che danno proprio dei consigli agli giovani alunni. Il 4 marzo ricorre la giornata mondiale dell'obesità e noi abbiamo inteso approfittare appunto di questa giornata, seppur la stiamo celebrando oggi che è 9, per comunque approfittare di questo invito a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su tutto quello che deriva da questo termine, quindi non solo il disturbo nella qualità della vita quotidiana, ma anche tutte le conseguenze, tutte le altre patologie correlate. Ci piaceva quindi dedicare un'intera giornata al tema per sensibilizzare sia nei confronti di questo disturbo, ma anche per sensibilizzare nei confronti della discriminazione dei linguaggi stereotipati che vengono utilizzati nei confronti di chi soffre appunto di obesità. I dati sono assolutamente allarmanti, 800 milioni di persone nel mondo ne sono affette, ma anche in Italia i bambini che già hanno 8-9 anni al 20% dei casi già rischiano di essere proprio a rischio di obesità, un trend destinato ad aumentare intorno ai 13 anni. Quindi sono gli alunni che noi accogliamo nella nostra scuola, per cui abbiamo inteso dedicare la mattinata a un convegno dove ci saranno esperti qualificati che illustreranno il tema sotto diversi punti di vista, e la giornata continuerà oggi pomeriggio dove ci sposteremo in piazza Kennedy, apriremo l'evento a tutti i nostri alunni ma anche alla cittadinanza, perché comunque ci piace poi lanciare sempre dei messaggi educativi a tutta la cittadinanza. Il pomeriggio saremo lì avvalendoci delle federazioni sportive con cui collaboriamo anche quest'anno, che sono appunto il ciclismo nella valle e il tennis Città dei Templi. Verranno gli esperti, organizzeranno dei percorsi sportivi e quindi inviteranno i nostri ragazzi a vivere questo pomeriggio insieme all'insegna dello sport, che come sappiamo insieme all'alimentazione è sicuramente un motivo fondamentale per poter prevenire e contrastare l'obesità. Sì, abbiamo raccolto l'invito fatto dalla preside, la preside Ancarossa, per incontrare i ragazzi e parlare di questa tematica importantissima. È fondamentale questo incontro perché oggi possiamo spiegare meglio, far capire meglio ai ragazzi quelli che sono le problematiche di una cattiva alimentazione, per evitare le patologie che poi potrebbero rappresentarsi domani negli adulti di domani. Quindi bene questo incontro, ha delle caratteristiche sicuramente formative e non potevamo non essere presenti a questo invito. Noi come ufficio, come ASP, ce ne occupiamo a 360 gradi da sempre. Ci troviamo in questa scuola, i nostri ragazzi qui sono bambini perché sono le scuole medie, quarta e quinta elementari, e quindi si cerca di dare loro dei consigli, c'è un approccio appunto un approccio più professionale, dando dei consigli rispetto all'alimentazione, rispetto al fatto che l'obesità è una malattia, che la causa dell'obesità è multifattoriale, e quindi che ben vengano queste iniziative. Importante dare ai bambini un segnale importante del fatto che l'alimentazione non è soltanto cibarsi, ma l'alimentazione è anche nutrimento, è anche qualcosa che è importante, che ha a che fare con il crescere. Quindi se io penso che alimentarsi è semplicemente assumere del cibo, allora è molto riduttivo. Io invece penso che alimentarsi è anche qualcosa di importante legato alla cultura, legato alla famiglia, legato alle emozioni. Quindi l'intervento di oggi con i bambini tratterà proprio questo, il legame stretto che c'è tra l'alimentazione e le emozioni.